Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Omar Costantini, terza puntata di Guarda che Stella. Due gli appuntamenti di quest'oggi, il primo dedicato all'inaugurazione del centro pediatrico qui a Rivignano e poi parleremo di prodotti tipici. Dunque, come si dice in questi casi, il tempo è tiranno, let's go! Un servizio ulteriore che date alla popolazione. Assolutamente sì, oggi è una giornata bellissima, non soltanto perché c'è il sole, ma perché proprio possiamo offrire un ulteriore servizio sanitario, in questo caso alla nostra comunità, che è il pediatra di comunità, ed è bellissimo, si aggiunge già all'infermiera di comunità e ad altri servizi che sono fondamentali. Anche perché visti i tempi tra spending review, tagli e controtagli, insomma, dare un servizio alla popolazione è molto importante. Assolutamente sì, migliora la qualità della vita della gente. La vostra associazione cosa fa in questo caso? Ma in questo caso, visto che c'era il discorso della famiglia, dei bambini, la nostra associazione ha pensato bene di offrire il rinfresco per come dire, festeggiare questo importantissimo risultato ottenuto dall'amministrazione comunale di Rivignano. Cosa è importante? L'ambulatorio è solo dedicato a Rivignano o anche agli altri comuni? No, è assolutamente dedicato anche agli altri comuni, però è importante che in qualche modo la sede sia a Rivignano, che fa da baricentro agli altri comuni limitrofi. Un altro punto aperto per dimostrare che la sanità in regione non dimentica nessuno. Assolutamente, anzi in particolar modo l'attenzione va rivolta al territorio, è il luogo più vicino ai cittadini e in questo caso questa inaugurazione, la presenza di un pediatra sul territorio colma una carenza che oggettivamente c'era da molti anni e per noi è motivo di soddisfazione oggi essere riusciti a completare il quadro dell'offerta sanitaria intorno a Rivignano. Ecco, l'offerta sanitaria, questo ci tengo a sottolineare nella sua risposta. Certo, è un'offerta sanitaria, ma in momenti di crisi in cui mancano le risorse si ottengono i risultati se si lavora assieme tra enti e quindi l'idea di lavorare assieme azienda sanitaria comune e ambito della Tisanese ha portato a questo risultato. Senta, quanto conta riuscire a lavorare autonomamente rispetto a Roma e riuscire a portare questi servizi? Ma secondo me conta, perché essere autonomi da Roma significa anche assumersi responsabilità nel bene o nel male e impone a decidere in qualche modo e a fare delle scelte. In questo senso no, la nostra regione credo sia avanti culturalmente al fatto che da tempo è in grado di amministrare e decidere. Per me è un valore aggiunto importante che può fare la differenza. Un ulteriore tassello per dare un servizio completo al pubblico. Sì, le frontiere nuove, le sfide saranno quelle di integrare i servizi del territorio con quelli ospedalieri. Si è visto che tanto più si investe sul territorio, tanto meglio e più appropriata è la risposta negli ospedali. In questo territorio si è lavorato così da molti anni e penso che i risultati si vedano. Adesso andiamo a sentire invece colei che è la parte pratica, cioè quella che metterà in pratica la teoria. Buongiorno, sono la dottoressa Contardo, per chi ancora non mi avesse conosciuto, la popolazione di Rivignano ha avuto la letterina con la mia presentazione e io da oggi sono a disposizione, anzi dal 1° di ottobre, di tutti i bambini di Rivignano e questo sono molto felice e ringrazio veramente tutti coloro che a vario titolo mi hanno aiutato ad aprire questo ambulatorio, perché è la sublimazione proprio della mia passione per la pediatria e l'augurio che faccio a me stessa e a tutti i miei pazienti è che io possa continuare a fare il mio lavoro con l'amore e con l'affetto di una madre, ma con la preparazione e con la saggezza di un medico pediatra, che penso che sia molto importante. Due numeri alla mano, quante persone dovrà curare? Beh, il massimale penso che sia intorno ai 900, insomma, più o meno. Non è tanto quello che mi interessa quanto riuscire a curare bene quelli che vorranno riferirsi a me. Cosa vuol dire? Cos'è una domanda, anche una domanda diciamo di colore, una nota di colore che le faccio è questa. Cosa vuol dire oggi fare il pediatra nel periodo dei tempi del 2.0? Beh, significa fare, secondo me, un lavoro di prevenzione che è molto importante su alcuni temi, per esempio penso all'obesità, penso anche ad alcune problematiche psicologiche. Non dimentichiamo che la crisi ha messo a dura prova sia i genitori
quindi sia gli adulti ma anche i bambini che ne risentono ovviamente, che risentono dell'ambiente dove vivono, anche dal punto di vista psicologico. Ma non solo questo, significa anche stare vicino ai genitori e alle mamme e cercare non di creare ansie, ma di tranquillizzare quando è possibile. Auguri. Grazie. Signor Sindaco, la possiamo girare quando vogliamo, però in tempi di crisi riuscire a dare un ulteriore servizio ai cittadini è molto importante. Sì, è molto importante, siamo molto soddisfatti oggi perché i servizi per l'infanzia che il Comune offre ai propri cittadini fanno un notevole salto di qualità con l'arrivo del nuovo servizio di pediatra. Rivignano è diventato sede obbligatoria di distretto pediatrico e questo è un grande risultato. E se si aggiunge al fatto che a gennaio abbiamo inaugurato il nuovo asilo, la scuola materna Duca d'Aosta, credo che questi siano due risultati davvero importanti per il miglioramento dei servizi all'infanzia da parte del Comune. Ecco, essere vicini alla popolazione per dire che l'amministrazione c'è. L'amministrazione c'è, cerca di fare il possibile, certo in questo periodo le condizioni economiche impediscono la gran parte delle azioni normali che le amministrazioni comunali di solito possono svolgere, però anche in periodo di crisi, impegnandosi, è possibile ottenere dei risultati anche importanti come questi che oggi festeggiamo con l'inaugurazione dell'ambulatorio pediatrico. Assessore Pertodeo, ci troviamo all'interno di questa bellissima location per far conoscere ai nostri telespettatori che a Rivignano esiste una zona dove si può acquistare prodotto locale con convenienza, qualità e soprattutto opere di bene, grazie alla collaborazione con la Proloco. Sì, infatti questa è un'idea che è nata poche settimane prima dei Santi, della Fiera dei Santi. Assieme alla Proloco di Rivignano abbiamo deciso di provare a promuovere i prodotti del territorio. Non era mai stato fatto prima, i prodotti legati al territorio sono molti, tutti di ottima qualità e perché no, alla Fiera dei Santi, che è un momento di grandissima visibilità, perché non provare a venderli? Così ho riunito tutti i produttori e abbiamo deciso di provare, c'era anche la disponibilità di questo negozio e quindi abbiamo deciso di provare. E il pubblico ha risposto subito alla grande. Il pubblico ha risposto alla grande, è stato un successo, era sempre pieno, non dimentichiamo che quest'anno siamo stati molto sfortunati per quanto riguarda il tempo meteorologico e quindi abbiamo deciso di proseguire fino all'Epifania. L'utile va in beneficenza. Sì, ecco, questa è una cosa molto importante. Sempre in accordo con la Proloco di Rivignano abbiamo deciso di devolvere in beneficenza l'utile di questa idea. Siamo andati così, io, la mia collega assessore Vanessa Vello da Monsignor Brida, a chiedere qual era il modo migliore per poter aiutare qualcuno sempre del territorio e abbiamo deciso di devolvere l'utile di questa attività, perlomeno quello che sarà fino all'Epifania, alla Caritas. Quello che conta è che se i risultati ci saranno, ma l'abbiamo sottolineato che il pubblico ha risposto già alla grande per quanto riguarda questo negozio, potrebbe esserci un'ulteriore prosecuzione per quanto riguarda l'avventura di questa, diciamo così, low cost Fiume Stella. Sì, questo è l'auspicio evidentemente, sono tante i parametri che devono essere rispettati perché questa poi tra l'altro non è un'attività, come dire, convenzionale perché è promossa dalla Proloco, ma vedremo insomma se avrà successo. Noi puntiamo molto sui cestini natalizi e chiediamo, anzi questo è quasi un appello che faccio, chiediamo ai cittadini del territorio e non solo, anche agli eventuali turisti, di acquistare i regali di Natale come regali di Natale dei prodotti a chilometro zero che provengono da qua. La terza puntata di Guarda che Stella è giunta a ponente, non resta che ringraziarvi per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.